Amici bellini, credo inutile aspettare oltre, perché secondo me stanno tutti in vacanza, compresi tutti gli esperti di mercato. Ci hanno dato una notiziola che però era già nell'aria, quindi possiamo al massimo fare qualche ipotesi di formazione perché manca una settimana, quindi io sto già in clima partita. Cominciamo. Eh sì, perché la conferma di Shedira, però alla fine già lo sapevamo, insomma possiamo dire poco a livello di mercato perché non ci sono state novità, se non un romano che insiste nel dire che Elmas sta aspettando noi. Però non lo so se noi. Peppe Vict, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Il video di ieri è stato non va in hype perché mi avete spiegato se non hai 100.000 iscritti quale hype, non funziona, ma voi hypate me perché comunque sono cose pazzesche, quindi grazie a tutti. I like di cortesia se tenete voglia. Di 16 agosto avete passato un buon Ferragosto. Per me il Ferragosto non esiste, in America non è considerata proprio. Io poi la mia vita mai in vacanza, sempre in vacanza, quindi va bene così, non ci possiamo lamentare, ci possiamo spostare, questo possiamo fare. Per riguardare per l'ennesima volta questa lista, mi avrò fatto un cuore così con queste liste eccetera eccetera. Possiamo semplicemente togliere da mezzo Musa, secondo me se può perché non se ne è parlato più. Chiesa ha segnato con il Liverpool all'esordio, quindi secondo me, ho letto pure che insomma a questo punto se la vuole giocare, la possibilità potrebbe voler rimanere e quindi pure lo potremmo togliere probabilmente. Se qualche più tifosi che esperti di mercato continuano a considerarlo, lo lascio perché mi fa impazzire, perché è un giocatore che mi fa impazzire. E poi abbiamo le solite cose. Shedira secondo me lo possiamo già mettere out. Era una questione insomma di decisioni tra l'Udinese che ti offre un 700.000 per il prestito più un riscatto a 4 milioni. Invece ci aveva detto Pedullah che la Cremonese aveva fatto un'offerta per il titolo definitivo subito. Cambia poco, è evidente che Shedira era in uscita e quindi non c'è dubbio. L'unico dubbio mi può restare su Ambrosino per la questione liste, per la questione che comunque è un under. Io ieri sono stato forse poco preciso perché parlavo solo della questione vivaio, ma comunque è un under, quindi non avrebbe occupato niente. La questione vivaio ti torna utile per la questione Champions, delle liste Champions, che è completamente diversa. Però teniamolo ancora qua e restiamo con questo dubbio, cioè il Napoli vuole fare un Elmas o simil Elmas, nel senso un giocatore che dà una mano a Lang, oppure lì ci vuoi considerare che hai Spinazzola, visto che Kwanlu pare che lunedì potrebbe essere il giorno di Kwanlu. Tra le novità di oggi è che Kwanlu è stato convocato per la partita del Siviglia di domani e Diouf, che comunque ci hanno detto 20 milioni il Napoli le ha offerti, Diouf ha giocato. Messo qua in post produzione queste analisi che non devono essere ovviamente un giudizio, non si può giudicare un giocatore da una partita sola. Resto della mia idea, che però si fonda su pochissima analisi, perché guardare gli highlights non basta per farti un'idea del calciatore, men che meno leggere un paio di numeretti. Tra quelli di cui si parlava avrei preferito Sissé, ma anche di Sissé non se ne parla, lo mettiamo in grigetto, così come Chouameni, Götze. Sono stati nomi fatti un giorno, qualche retweet e poco altro, quindi la situazione è bella chiara su quelle che sono i movimenti di mercato. C'è solo da capire che fine fa questo Paco, perché da lui passa poi tutto quello che è il discorso centrocampista. Se prendi Diouf, il centrocampista, lo fai così, oppure questo esterno. Forse è più interessante spostarci sul campetto. E stavo facendo un paio di riflessioni tattiche che vi espongo e che vi do uno spunto magari per parlarne anche nei commenti. Qual è la differenza? Quali possono essere i dubbi di Conte? La differenza più grande è che Lukaku è un tipo di attaccante, Lucca non lo è ancora. Schidi di Botti.
Quindi con Lukaku, che è un attaccante aggregativo, così dicono quelli bravi, che insomma riceve, smista e gioca con la squadra, Lucca sembra più un finalizzatore. Vuole Conte che Lucca arrivi ad essere anche quel tipo di attaccante là, però ancora probabilmente non lo è, perché lo abbiamo visto nelle amichevoli essere anche abbastanza, avere il senso della posizione, il fiuto del gol, quello che chiamano il fiuto del gol sotto porta. Però nel poi ricevere e smistare ancora c'è da lavorare, ci sono grandi margini di miglioramento. Quindi, quale potrebbe essere l'idea e i dubbi di Conte? Conte magari non ha alcun dubbio, io lo chiamo i dubbi di Conte, nel senso sono i dubbi di miei che Conte può risolverli con la sua decisione. Non avendo un regista offensivo come Lukaku, io la prima cosa che penso è che non posso rinunciare a De Bruyne. Se avevo un'idea di magari De Bruyne se la gioca con McTominay, se Conte lo ritiene non in una forma ideale per cominciare la partita, perché poteva essere, ricordiamo che De Bruyne non ha saltato un allenamento, le amichevoli se le ha fatte tutte, però noi sappiamo anche che può ancora migliorare tantissimo fisicamente e magari uno gli vuole dare anche il tempo di entrare in grande forma. Invece secondo me anche con la mancanza di Lukaku De Bruyne diventa fondamentale per avere qualità e regia in questa zona. Quindi De Bruyne il più vicino possibile, secondo me, io non so niente, il più vicino possibile a Lucca per permettere scambi anche ravvicinati, oppure tu Lucca lo lasci un pochino più libero di andare in profondità e se ti vuoi appoggiare a qualcuno lo puoi anche considerare spalle alla porta De Bruyne, avendogli visto fare quei pochi minuti da falso 9, il che magari non è la sua cosa preferita, ma essendo De Bruyne un campione a tutti gli effetti, gli puoi far fare quello che vuoi in emergenza. A questo punto mi viene l'altro dubbio. Visto che il Napoli ha lavorato con i 4 centrocampisti, però con Lukaku in campo, e abbiamo capito che McTominay sì, qua il lavoro di sacrificio te lo fa anche, però lo perdi un pochino, potrebbe essere un'idea, e chiedo anche a voi che ne pensate, invece di sfruttare Neres in questa situazione qua? Perché? Perché con Neres al posto di McTominay hai uno di quelli che col piede giusto, quindi sulla sinistra, che non mi piace, lo vorrei sempre qua, però in questo caso con la sinistra più cross per il finalizzatore Lucca, ed è proprio la sua specialità, il colpo di testa. Lo abbiamo visto segnare su per esempio su un cross però con l'altro piede, col destro di Spinazzola, e Spinazzola potrebbe anche essere un'altra idea, perché Olivera lo vediamo, lo sappiamo, molto più bloccato, anche Spinazzola potrebbe essere un'idea. Quindi Neres qui, che con il piede giusto può fare più cross che rientrare col piede opposto per andare al tiro, cercare lo scambio, i cross per Lucca potrebbe essere un'idea. E quando si sviluppa in questa zona qua, un De Bruyne può essere un po' più mezzala, quindi creando una situazione di 4-3-3 più classico, con De Bruyne però la mezzala che va e che è libero di andare, anche se Lobotka un po' più a schermare, le solite cose con la catena di destra, con Di Lorenzo, l'equilibrio c'è, perché Politano c'è, e quindi con Olivera qui. Viceversa, se Spinazzola stesse bene, con il numero 37, io dico che il Sassuolo, guardato un pochino la partita contro il Catanzaro, comunque è una squadra che gioca a calcio, non credo che vogliano chiudersi, faranno una partita un po' più difensiva, però giocano a calcio, quindi questo lo dobbiamo tenere presente. Se vuoi utilizzare Spinazzola qui, che va più in fondo e si può sovrapporre con quello che sarà l'esterno sinistro, allora, visto che Spinazzola col destro, Neres può rimanere in questa zona, Neres si può accentrare, Spinazzola va in fondo, e secondo me in questo caso con Spinazzola che ti aiuta un po' di più, secondo me anche McTominay potrebbe giovarne. Poi dobbiamo ragionare sul fatto che, essendo entrambi destri, Spinazzola e McTominay in questa zona potrebbero calpestarsi, perché Spinazzola non sempre va come dovrà fare Gutierrez, secondo me, col piede forte fino in fondo per i cross. Quindi secondo me questi potrebbero essere gli unici dubbi di Conte, considerando sempre il ballottaggio dei portieri, che in questo momento, onestamente, visto che una paperotta l'ha fatta Meret con quella respinta centrale senza allontanare il pallone, una papera, perché quella è più papera, quella di Milinkovic-Savic, di posizionamento, perché vai a schiacciarti addosso a Rachmani, la squadra non sta alta che tu devi stare fuori aria, c'era Rachmani, ti schiacci, quindi anche lì papera, o meglio errore di concetto. Io credo che a parità di situazione non ce n'è uno che nel precampionato ha detto
sono io il titolare, si è capito benissimo così. Poi Conte potrebbe avere la sua idea, però da quello che abbiamo visto noi partono praticamente allo stesso livello, quindi tendo a scegliere Meret per una questione di anzianità, di spogliatoio e di gerarchie che comunque si è guadagnato sul campo. Per il resto Juan Jesus è l'idea di Conte e ce lo ha detto chiaramente, con Buongiorno che però è entrato, quindi buon segno, vediamo, senza fretta Beukema, con Rachmani titolarissimo, Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, eccetera eccetera. Quindi questi sono i miei unici dubbi, non sono i dubbi di Conte, sono i miei dubbi che vi riporto, e le certezze sono queste qua che abbiamo capito, ovviamente Luca, ovviamente De Bruyne, Lobotka, le solite che già sappiamo, perché se poi andate a vedere in questo momento con Luca che prende il posto di Lukaku abbiamo due innesti nuovi che sono Luca e De Bruyne, gli altri ovviamente si candidano a un posto da titolare quando arriva Gutierrez, si candida ad un posto da titolare magari più in là quando sarà pronto un Noah Lang. Per il resto abbiamo fatto quegli acquisti che ti servono per un pochino svecchiare la rosa, ed era importante, un pochino rimpinguare la panchina perché ti devi girare e devi vedere elementi validi, quindi con molta calma si riparte da alcune certezze dell'anno scorso, considerando che sempre quelle certezze sono arrivate in corso d'opera, perché il Napoli cominciò le prime partite col mercato ancora aperto, senza la squadra chiusa, perché dovette arrivare Lukaku, dovette arrivare McTominay, con Gilmour, con Neres, insomma, cominciamo con Landy. Sarebbe bene non cominciare con Landy e darci un autovantaggio in un momento in cui, e mi sposto di nuovo di qua, vi escono di nuovo la richiesta dei like se vi va, ho visto un pochino, ho visto un video di Sabatini dove parla del caos, la confusione di tutte le squadre, ovviamente riecheggia per i tifosi del Napoli le parole che Sabatini usa per il Napoli in confusione, perché adatti McTominay quando era il miglior giocatore, non devi adattare lui, devi fare, quindi Napoli in confusione, parla pure dei due portieri eccetera eccetera. Però se voi vedete tutto il video di Sabatini parla di confusione generale per tutte le squadre, ovviamente quelle più importanti, aggiungendosi le famose tre, perché parla di confusione ovviamente per l'Inter, che sta in un caos di faccio o non faccio sul mercato, cosa che è strana perché quest'anno si sono mossi un po' di più degli altri anni dove facevano solo parametri zero. Quest'anno hanno fatto delle spese tra Luis Enrique, come si chiama, il Bonny, hanno aggiunto poi altri profili che poi hanno trattato e non sono arrivati. Adesso loro si sentono, se non arriva Lookman e se Koné è saltata l'idea perché la Roma l'ha tolto dal mercato, che abbiamo questo tesoretto, lo spendiamo, Leoni pensavano di farlo e noi è andato al Liverpool, che cosa si fa? Adesso c'è anche, pare, Pavard in uscita che ha un'offerta credo dall'Arabia, così, quindi stanno ragionando anche questo, quindi un po' di confusione si può vedere anche nel Milan. Stavo dicendo Inter, ma mi riporto sul Milan, dove si deve capire quello che a me non è chiaro, magari per i milanisti è chiarissimo, qual è proprio lo schema che vorrà utilizzare Allegri e quale sarà poi la punta importante su cui puntare, perché in questo momento se Gimenez si continua a parlare di Højlund, si è parlato di Vlahovic e di altri profili, ma non è chiaro cosa vogliono fare lì in attacco. E idem si può parlare della Juventus, una Juventus che è stata alla ricerca di Sancho per tanto tempo, ma non hanno risolto delle situazioni in uscita, e Sancho pare che in questo momento si stia accordando con la Roma. Idem si potrebbe, ecco, non si può parlare forse di confusione per la Lazio, perché non si possono muovere. Quelli che sono i dubbi è: possiamo vendere se poi non possiamo riacquistare? Le offerte che stanno arrivando per esempio per Castellanos, c'era l'idea Insigne per il ritorno con Sarri, però lì è l'unico giocatore su cui tu fai affidamento, cioè Zaccagni, in quella zona là, quindi sarebbe strano cioè cercare posto per Lorenzo in quella zona. La Roma si può porre il problema della tenuta di Dybala, di quello che stanno facendo in tre quarti, perché Bailey potrebbe essere un altro mancino che però si va a sovrapporre a Soulé, si va a sovrapporre a Baldanzi, a Dybala, giocatore sicuramente di talento, però faceva strano al tifoso romanista andare su questi profili quando ti vendi Koné, il gasperiniano per eccellenza. Quindi è tutto interessante, e non dobbiamo pensare che solo noi teniamo i dubbi che giustamente abbiamo, perché
affrontare tutte le competizioni solamente con Lucca. Se hai perso Lukaku per un mese non c'è problema, perché salta giusto 2 o 3 partite così come ha fatto l'anno scorso. Se dovesse essere più lungo ovviamente ti metti paura, ed è chiaro che vorrei anch'io un attaccante su cui fare affidamento, ma le liste parlano chiaro e non è che puoi metterli i giocatori, dovresti rinunciarne ad altri e non esistono. E se poi ti fidi degli under, non ti fidi di Ambrosino ma ti fidi di un altro under che vai a pescare da qualche altra parte, è un nome che ancora non è uscito perché non se ne parla, tranne che non sia quello là, Ozcan, che il Napoli ha preso, ma credo per la primavera, un'opportunità alla Popovic, che invece, ricordiamo, è stato proprio svincolato. Abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, permetto di dire che io non mi sono permesso, ho visto 2 o 3 allenamenti su Popovic, grande colpo, svincolato. Mi stanno segnalando, vedi che sta iniziando Inter Olympiacos, magari voi ve la state vedendo e questo video non ve lo vedete, lasciate i like finali così magari qualcuno se lo vede dopo, perché tanto non c'era altro di cui parlare se non fare queste 2 chiacchiere e l'Inter riparte dal 3-5-2, quello là classico, non c'è dubbio. Però sono proprio curioso di vedere se l'Olympiacos picchierà come ha picchiato con noi. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Scusate se il video è un po' povero di cronaca, ma non ce n'è, e quindi vi ho cercato di portare, che lo sapete, io se non faccio un video al giorno comunque dopo mi sento in colpa e non ce la faccio. Tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che